Pessima avventura giovedì pomeriggio per i passeggeri del treno di servizi territoriali che da Adria reca a Chioggia. La corsa delle ore 17:42 è saltata, come non di rado purtroppo accade, ed è stata sostituita da un autobus con ovvi ritardi per via del traffico su gomma che causa ulteriori disagi. Ma l'inferno per gli utenti doveva ancora avere inizio. La corriera è arrivata con mezz'ora di ritardo, guidata da un conducente di nazionalità russa, che ha cominciato a deviare dal percorso consueto, imboccando strade di campagna sconosciute ai più, tra cui una molto stretta che costeggia il Canal Bianco. Dopo essersi fermato per sincerarsi, a suo dire, della correttezza del percorso, l'autista non si avvede di un cartello stradale, rompendo il vetro della porta in retromarcia per lo spavento di coloro che erano a bordo. Una volta seguita un'altra direzione, l'uomo scende per togliere a pugni dalla vetrata i cocci rimasti, ferendosi a una mano, e pur continuando a guidare con un fazzoletto che bloccasse il sangue. Alla stazione di Loreo più di qualcuno è sceso e si è fatto raggiungere in auto, oppure ha atteso la corsa successiva per Chioggia. Va da sé che il comportamento del conducente è censurabile in sede aziendale, dove sempre più spesso arrivano le dimostranze degli utenti contro la qualità e l'assiduità del servizio offerto. Numerosi furti sono stati segnalati nei giorni scorsi tra i vari stabilimenti della spiaggia di Sottomarina. I ladri agiscono indisturbati nelle cabine lasciate incustodite e frugando tra le borse sotto gli ombrelloni dei turisti verso il mare. Questi malintenzionati non sono stati notati da alcuno, pertanto è lecito supporre che agiscano in costume da bagno, mascherati tra gli altri clienti. I carabinieri hanno finora raccolto alcune denunce, tra cui quella di 4 camperisti di nazionalità tedesca che hanno denunciato ammanchi all'interno dei loro mezzi di trasporto. I militari del comando sito in lungomare stanno lavorando per arginare il fenomeno. Venerdì di inizio estate, in Piazza Italia Sottomarina, pieno centro cittadino, e all'improvviso l'illuminazione smette di funzionare. Attorno alle ore 23 di ieri, l'intero boulevard è rimasto al buio, dal lungomare all'innesto con via Veneto, lasciando sgomenti residenti e turisti. Vale ricordare che fra il 21 maggio e la fine dello scorso mese l'intera zona era stata interessata dai lavori di adeguamento della rete elettrica, con nuovi punti luce e migliore efficienza energetica via LED. Ma evidentemente qualcosa è andato storto, se dopo circa 15 giorni la luce ha fatto tilt proprio in tale area specifica. Stamane il centro storico di Chioggia è piacevolmente invaso da pittori del sabato, che hanno risposto all'invito delle associazioni Kashmir e il Circolo Veneto per la seconda edizione del premio Acquerelli in Libertà. Tema della manifestazione il concomitante Palio della Marcigliana, che riporta la città al 1381. Arti, mestieri, monumenti sono l'oggetto dei dipinti dei tanti che si sono registrati davanti al Museo Civico fra le 10 e le 12. Poi via per la piazza e le calli a ritrarre momenti di vita medievale e scenari suggestivi. Alle ore 17 la premiazione dei primi 3 classificati in sale a Consigliare. Le opere rimarranno visitabili lungo tutta la stagione estiva all'ufficio turistico Yacht in lungomare Adriatico. Ricordiamo che nella pescheria qui di Saloni, oltre a avere prodotti freschissimi sia locali, nazionali ma anche esteri, è possibile, per quanto riguarda la ristorazione, ordinare i prodotti direttamente qui all'ufficio al numero sotto impressione e i prodotti vi verranno recapitati direttamente a domicilio tramite un servizio dedicato ad hoc. Comincia a prendere forma la nuova Clodiense Chioggia Sottomarina targata Mattiazzi. Dopo il rientro di Alberto Ballarin da Adria, la società granata nelle scorse ore ha concluso 4 nuovi acquisti per il prossimo campionato di Serie D. Si tratta dei difensori Marco Cuomo e Andrea Pregnolato e dei centrocampisti Marco Giuric e Stefano Monteleone. Il primo e il terzo vantano esperienza anche in Lega Pro, la vecchia Serie C, mentre Monteleone è cresciuto nel settore giovanile della Juventus.
Tra le conferme rimarranno in laguna il regista Manuel Conti e il capitano Emanuele Enzo Abrefà. Addirittura d'arrivo l'accordo col bomber Marco Farinazzo. La Clodiense ha reso noto anche che la prima amichevole stagionale sarà disputata sul campo della neoretrocessa Calvino Ale il prossimo 11 agosto. La mostra permanente del gruppo Naturalisti Linneo a Palazzo Ravagnana a Chioggia sarà aperta in orario serale dalle 21 alle 23 questa sera in occasione del Palio della Marcigliana e sabato 14 luglio in concomitanza con la Sagra del Pesce. Sono in programma anche 2 visite guidate della mostra del gruppo Naturalisti Linneo con il circuito Chioggia Effetto Notte. Giovedì ci vediamo al museo, per giovedì 19 luglio e giovedì 30 agosto. Fino a fine giugno e poi da metà settembre la mostra rimarrà aperta al pubblico con il consueto orario, mercoledì e venerdì dalle 17 alle 18:30. Su richiesta sono possibili visite guidate per gruppi e scolaresche anche in altri orari. La mostra permanente è stata recentemente rinnovata e ospita una collezione naturalistica di oltre 2000 specie, fra conchiglie, pesci, crostacei, stelle, ricci, spugne, madrepore, minerali, fossili e insetti. Pannelli esplicativi corredono le bacheche dei reperti esposti. Inoltre i soci del gruppo Naturalisti Linneo sono a disposizione per rispondere alle domande dei visitatori. L'accesso alla mostra è da Calle Donaggio. Amici di Network Azzurra, buongiorno e bentrovati per il proseguimento di questo weekend che ormai naturalmente è alle porte. La fase saliente del nostro discorso va a collocarsi sul fatto che la fase ciclonica atlantica sta morendo, quindi un'alta pressione di stampo azzurriano piano piano si impadronirà delle nostre regioni, confortandoci con belle giornate via via sempre più stabili e via via sempre più calde. Per ciò che riguarda la prossima settimana non avremo grossissime temperature, quindi una situazione di caldo e di benessere piuttosto diffusi, con giornate sì calde ma non umide e nottati tutto sommato non viziate da alte umidità notturne appunto. Dunque tutto sommato un periodo di estate che sembra finalmente collocarsi e portarsi avanti almeno alla fine della prossima settimana, anzi forse anche alla fine del mese. Quindi 15 giorni di fine giugno che tenderanno naturalmente a stabilizzarsi e a portare con sé un ottimo periodo di bel tempo e di ottime temperature, senza appunto eccessi. Quindi fine settimana salvo, bello, positivo e caldo. Divertitevi e buon weekend a tutti. Ciao!